Ciao, mi è venuta un'idea. E ora, mi sono una di quelle che comincia a parlare in Veneto quando che sarà grande. E ho avuto qualche problema nel far questo, nel senso che ehm, noi altri pensiamo che il Veneto sia qualcosa da rozzi e quindi abbiamo un freno mentale in testa che ne fa sentire vergognosi. E mi sentivo di far ridere quando che parlavo in Veneto. E quindi, già che abbiamo sto freno mentale, in più i miei amici mi mettevano anche in giro, perché ovviamente non lo parlavo bene, perché per me era una lingua nuova, e quindi, cominciamo a parlare in Veneto, seriamente, qua, dovevo andare in realtà in Brasile e sono stata là per una vacanza e non so se savi, però picchete venzo in Brasile, picchete cati veneti, fioi de veneti, nevodi de veneti e quindi mi non conoscevo il portoghese. Loro noi parlava bene l'inglese e per 20 di dovesto parlare l'italiano. In realtà, se un first friend non è italiano, ma è al 90% veneto e l'Asia è una seconda lingua. Quindi, una volta che ho rotto il giasso dell'oceano, ho detto, adesso quando che torno in Dio, vado a parlarlo seriamente. E ho cominciato a leggere grammatiche, libri, a parlare con gente che lo parla, a ascoltare curiosità, a praticarlo tanto. E quindi ho pensato di fare una collana di video dove che spiego le regole, le strutture, le particolarità di questa lingua. E la Go chiamà, eccolo qua, impara come. Impareremo per esempio anche che prima della P e della B va sempre la N. E c'è una collana che puoi dare una mano, per esempio, a quei che se io cominciare a parlare in Veneto, a quei che vorria parlarlo ma si vergogna, che vuoi in qualche maniera impararlo da una che ha fatto la stessa strada, e puoi servire anche a chi in realtà lo parla da una vita, ma appunto perché lo ha imparato in famiglia e non conosce tutte le regole che gli sta drio. Ecco, quindi vi invito a seguire la collana, a scrivere sotto i vostri pensieri, le vostre osservazioni e a scoprire con me tutta la nostra bellissima lingua. Ciao!